Ricatto allo Stato. Perché questo libro è un po' il tentativo di mettere insieme fatti, episodi, storie che magari sono conosciute, ma che forse lette alla luce di quello che è accaduto anche in Italia negli ultimi anni e anche del processo sulla partita Stato-mafia, ci fanno comprendere quanto sia stato importante proprio i catanesi nell'azione di congestione, di dialogo, di trattativa nei rapporti tra Stato e mafia. Guarda caso, quelle vicende del 93 accadono quando, 92-93, quando l'area che faceva capo ai catanesi insieme a Provenzano forma una linea che si contrappone a quella di Ghirina. Quindi questo è un fatto centrale. Ma invece qual era il Una Catania che amava vivere e che non si poneva il problema di un'organizzazione che stava permeando di sé tutta la società, purtroppo, l'economia, la politica, le istituzioni tutte intere, tant'è che a un certo punto ci si sveglia una mattina con un blitz che portò via una serie di personaggi istituzionali, ministeri, forze di polizia e altri, che erano le misure di come la città fosse avuto in mano sul protocollo di internazionale. Nella borghesia, questa Catania di dei padri, appunto, che si parlava legami con la mafia, fatta di banchieri, politici, di è ancora, cioè esiste ancora. La borghesia è l'anima della città di Catania. È stata la forza e la risorsa della città, ma è stata anche lo strumento attraverso cui questi poteri sono orchestrati. Nel senso che a un certo punto a Catania poteva essere diventato lo strumento di misura di tutte le cose. Per cui era più importante fare soldi che avere un percorso trasparente, civile. In quel momento storico la borghesia ha preferito fare soldi e sfruttare le risorse, si è dimenticata che c'era un pezzo di città che non cresceva, si crea una grossa divisione anche geografica, culturale tra Catania bene e l'altra Catania. E questo ha creato i meccanismi che noi conosciamo, cioè un'invasione da parte del mondo criminale rispetto a quelli che erano più fare della città. E poi anche la classe politica si è dimenticata che esisteva una Catania che soffriva del quale, Sulla quale la mafia investiva, operava, controllava queste truppe militari, le sfruttava e d'accordo con chi gestiva il controllo della città, tutto cresceva in un'apparente tranquillità, l'usata del Macintosh, l'Empire, i modelli, insomma, i giovani che eravamo coinvolti, ma sostanzialmente ignari di quello che era fuori. E appunto questa strategia che comunque sempre si applica a Catania di inabissamento, di coinvolgimento delle istituzioni, di a Palermo invece non era così negli stessi anni, con Provenzano in quegli anni a Palermo si sparava contro lo Stato. Perché secondo lei? Perché i corleonesi furono un'anomalia del processo nostro, una realtà che decise di attaccare lo Stato, una tale esasperazione della gestione tutta interna all'organizzazione da rifiutare il contatto con lo Stato e attaccare, mentre invece nella storia di Cosa Nostra anche palermitana non è stato sempre così, ma in quel periodo fu così. Quando quel sistema entra in crisi, i domini di catesimo. Ultima domanda, l'immagine del libro è un'immagine metà umana e metà animale. È il doppio volto della Catania bene. La scelta, la casa editrice, è un'immagine molto impressionante e molto significativa. È un essere con due aspetti, due personalità, che sono due volte in una città che è cresciuta in un benessere che celava, nella cultura.